scusa c'è, che ferme non sei tu. Passione eterna mia, che vostra gelosia, pure in te suona ma fa schiave. Io ti chiamo velena, quando tu mi vuoi bene, il mattino che sto bene non trovo più a me. Bella, sì bella solamente, marito cuore, niente, non tiene niente più. E ma ogni momento sono e non sei tu. Passione eterna mia, che vostra gelosia, pure in te suona ma fa schiave te. Io ti chiamo velena, quando tu mi vuoi bene, il mattino che sto bene non trovo più a me. Passione eterna mia. Na 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 Uè, con c'è? Andiamo a parlare un'altra parte. Che chi stromma ancora? No, e chi le sa da scegliere? A un'altra parte, a dire. Io tengo la casa occupata a dormitorio pubblico. Ha già avuto un terreno per sto tempo, dai terreni spazzati, dai. Hai ragione, Sora, e poi mi sono mise pure io. No, sora mia, ma quando mai, anzi tu mi scusa, si è già mandato a Salvatore a dormire da signore Rimbè. Mi stava Colombo! Zitto, zitto, ma che dici? Si sta sulla Nevalum. Mi stava Colombo! No, 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 no! Io ho detto Colombo! O tenente Colombo conosce? Cicci! Non si passa niente. Il me ne cauce, come sono fa? Vieni, vieni, fanno rumina a po', vieni qua! Ma quando mai da rumina a poco? Che sa da scegliere? Da pigliare un frate per piette, la da un domandare a tutti i soldi. Madonna! Io non voglio capire niente, Raffaele non voglio capire niente, perché ti stai ero trattore. La mannata che tutto pranza, perché sa che il frate America ne renà. Ne ma io pavacchino. Ma che Satanato! Affondate! Perché Cristoforo Colombo è un morte fame. Che c'è? Io ho fatto una mega buona! Raffaele io vengo ancora meglio, perché io mi ho già confidato con te. Io mi ho già impegnato pure della signora Sperandella. Madonna mia! Ma sì che lo vedi, che lo ronca la signora Sperandella. Ma basta, venire la signora Sperandella. Ha già pensato? Che cosa? Raffaele, ma tu ti ricordi? Ti ricordi a tua mamma a fuori grotto che facevamo come padrone casa? Sì! E che non mi fa? Una da voto, no, ma mi nasconde una partita, Non è ma quest'anno ci diciamo più pochi di Ma bandare. siete voi? E se chi ne si scelto? Chi si scende solo quando parla di mangiare?
Va a privare, D'Angeli, va. Ma ti rendi conto che la vita nostra è una commedia? E tu sei la prima attrice. Ma scustumata fatale. E tu storia non sto, ma non so. Picchi. Non ne fa pressa. Riesci qua fuori. Fa pressa, Raffaellino. Picchi seggi. Dove la rosta? A scollo in da casa non da mancare mai. L'unica cosa certa è la morte. Ecco qua. Mettiamoci a scollo. Lui. Chiagni mi c'è il buono. Raffaellino. Chiagni mi c'è il buono. Cicillo spruotto, padre esemplare, marito fedele e lavoratore indefesso. Specialmente indefesso. All'intrasatto È morto. È E come succede? Mangiava assai. Mangiava assai. Aveva il colesterolo alto. Sarà stato un infarto. No, signora Sperante, si era messo a dieta drastica. Eri uno. Ieri sera si è accoricato. E stamattina non si è più scettato. Cicillo Malumi. Intorno al dolore della vedova e della giovane orfana. Ora pro nobis. Chiuso con le candide mani, gli occhi stanchi di scrutar le vie. Io tu occhi ancora cavolo, Maria. Ora pro nobis. Apriti terra senza fargli male e avvolgilo a te come un tributo. Non si scappata, non si breccia. Ora pro nobis. L'importante è che la morte ci trovi vivi. Cieli, non chiamo, Angelì, cosa succede, papà? Non c'è. stiamo buscando tutte e tre. Che succede? Ora pro nobis. A che ti è servito nascere se la morte non ti ha dato scampo? È vero, una vita inutile, faligliamo e morte fa! Ora pro nobis! Che il viaggio ti sia lieve, come leggero sarà il tuo stato. Se ne vanno sempre meglio! Ma pensiamo a Ora No! E signora Sperante, ma voi non avete mai visto un morto morire? E non capite di morto, ma ve lo spiego io. Allora, cosa succede? Quando il morto muore, no? Tutto il sangue ancora circola dentro la coppa. E allora dal piede, no? Che fa? Sale, s'aggrogna tutto dalla ranocchia. Poi dalla ranocchia saggia, va dentro alla capa e il morto sorrezza. Questo succede. Ma signora Sperante, ma allora lei non è esperto mortuario? No, quello è il morto non deve fare. Quello è il sangue dal fereco si saggia, fino alla capa di morto. Quello è il morto che si aggrogna, avete capito? Ma io non l'ho mai visto un morto. Ha ragione! Perché il marito mi dà nell'attento pure voi! Ma no! Mamma, tengo fame!
venuta a prendere il corredo, che mi serve anche con una certa urgenza. Mamma bene cosa a me? Ma signora Spirandera, ma non mi sembra questi momenti di parlare di matrimonio? Io ma non lo vedete che mio cognato è morto e mia sorella sta a suo capezzolo, no? Io mi trimani, Domani? la primani, Dopodomani? No, a settimana che trasi. Tengo fame! C'hai da settimana che trasi, Tengo fame, mo! E vabbè, ho capito. Dovrò Hai capito, hai capito? Ho capito. Dovrò comprare un nuovo Hai capito, bravo, hai capito. Vi lascio anche al vostro dolore. Grazie, signore, grazie. E se avete bisogno, non vi preoccupate, vi cucinerò io qualche cosa. E ve lo farò portare anche da un facchino. Ma non quanto è brava sta signore, grazie. Però non promette, hai capito, che lei è un bambino, basta di mano in mano, grazie. Arrivederci. Grazie, grazie. Cicci! Tu che hai combinato? A me un bello piatto di pasta casazzero c'è lui puppetto. A puppetto! Guarda papà! Ui! Questi disgraziati! Tu pure a scuola mi hanno visto! Voi che siete trovati? Voi avete quando che mi avrei morto a me! Guarda qua! Quando mai Cicci tu volevi vedere morta? Quando mai? È venuta la signora Spirandera a sapere che ho correte, che tu mi hai fatto impegnare. E allora io e mia sorella ci siamo inventati un po' di sceneggiata, poi ci pigliamo un po' di bandanze. Ma poi ci sia solo. A te, se non dassi sa fame, tu non muori più! Ma come? La signora Spirandera mi vede vivo, voi che lo riuscite? Oh, ma allora chi sta proprio morto scema! Ma com'è che le dici? Che se ti hai suscitato, Gesù? Quello che le ci volessi, che sta tornando a nascere. Ah, per me ce l'hai fatto tutte queste cose, guarda la faccia. E baddo frate, da chiede diciamo, tutte le sorte, perché è l'unico che ci può luare tutti questi riempiti che mi fa. Hai ragione. Però la prima cosa, andiamo a spignare subito correre tra la signora Spirandera. Sì. O frutti veri, Sì. o salumie, Sì. o padrone casa. Sì. Raffaele, ma tu perché sei così ostinato? Ma secondo te no? Ma chi li vendono porta a per finecca? Aia! Vabbè, ma queste sono stramballatezze che a volte gli americani fanno. Sofì, che schicino che dici nei concerti? Che so cose che fanno i risparati. Però, sarà meno male che si venuto tu a mirare un po' che comporta, Ma non, che non può ammettere. Ma secondo te, chi non teneva una sigaretta? Non teneva un usurino? E come si fa? Che le tornano una volta, che le sicuro vanno da voto corrente, che le roba. Da fai con la madre. Una cosa io mi sarei pigliato subito dei brioche. E che? Brioche. Chi come hai visto il pane si è diventato una beve? Ma che ci fa questi beve, pane? A me vuole le brioche. Niente di me. Sì. Io mi ricordo che a frate ti scenevi cirti, piatti, pasta e fasullo così. Sì, ma Voi voi siete bravo. abituati a un'altra maniera, Ah, capito? allora la portata. Chi l'ha avuto pure una valigia? Mamma mia, tu non hai idea. Cosa stravedere? Chi l'ha avuto una valigia ripiena di zeppa, proprio così. Di cosa? Carte giornali. E che sapeva fare? E guappallesse, frate. Erano giornali importanti, Ah, e sì? c'è letto, sì, e c'è letto pure il titolo della coppa. Ma poi uno ci stava scritto, aspetta, New York Times. E coppa nata ci stava scritto, West Antonio la posta. Antonio? Esce la posta. Sì, e poi coppa il giornale, era rosso, enorme, immagine impressionante. Coppa a tutti stava scritto, Maronna, Chicago. Chi? Neves. Neves Chicago. Sì. Mariti, frate, ma anche i soldi per la carta igienica tenevi, no? Non è mai, io Aspetta, ci un momento, oggi capito. Cioè, frate, Sannetto, quello che è il giornale. E dopo non c'è più sua Ma che sono giornali importanti che la fotografia su la cosa. fotografia, ci capito, non c'è. Venite a caccia, capito? Chi sta per tenere la foto, non può giornale. Chi sta in ricercato? Ma tu ti sei messo proprio ma morto, cappa, non Non c'è. c'è! Chi sta a braccio sa qualcuno là? E dopo se ne è finita la parte qua. Ma non diciamo sciocchezze. E chi là in America sarà anche una personalità famosa. Perché in America pure frate hanno sfrantumato, fatigniamo come me, poi diventare una celebrità. Bravo. Cosa ne pigli brioche?
Non dicevo tu, Oh, ma che sacco dai, dai! radio non sono come brioche. Ma hai esagerato tutti i soldi lo correte la signora Sperandè. Sì, tu devi capire che poi è venuta America e dice ma fammi andare a fare passeggiata alla villa comune. Ah, bravo! E lei ci è portata a vita. È una pizzeria. Sì, lui si è venuto a stare a bar. Ah, E sì? tu lo facciamo un bel aperitivo. E si mi ha pigliato uno spumantino, una felle pastiglie. Si è venuto a assaggiare sia a spugliatella riccia e sono venuto pure che le frolle. Poi si è pigliato una bella sigaretta, ci abbiamo fumato poche cose. E sì, chi sta un bella po' fatto, giornata. proprio buono, sta un po' fatto. Allora te la rittissima. Io sapevo sigarette lusso. Che soldi tuoi? Che soldi tu? Che soldi tuoi? Sì. E allora si proprio un battilocchio, sì. Guarda, sentite a me una cosa i soldi mi è rimasto in culla. Dove vai a pigliare questi brioche? Bravo, Ma bravo. boh, vengo subito! Ma no, quanto è bello che era Filin Rami, quanto è bello, quanto è Che mortificazione, Annazzazzone, ma che bello. mortificazione. Che ti mortifica a fare? Mia mona da mezz'ora regnimmo quartiere $1000. Ma allora la portata te l'hai tissima. Ah, come lei portava a tenere questo comando, teneva. Sei confitato con te? Sì, sì. Permesso? Chi sta? Se ne arriva bello, quali comandi? La solita preghiera, non c'è. O cavaliere, troppo asparate che ha fatto vostro cognato, sta ancora più stizzito prima. Ah, sì. Senti, che recita su... Ma che lo vuoi? Tu a che la spesa Roma, tu a che la spesa Roma, le a papà. È meno male che stiamo in famiglia e si può parlare. Ma chi si frate ma non mi rei sorti come papà. Ma circancello, chi le te frata, rapido qui. Rapida, qui. Che il posto sta asciugando, pare brutto. Guardate, pare brutto, pare brutto. Uè, immagina scucciato. E sentivo frutti verdi, lo salumiere, o ghianghiere, e a sta specie di musca assillante per trase e ghiaccia, andare a sta casa. Cicci, i occhi tuoi, acchiappa un eghista per pietro, faccio male a ricci. Cicci, come sto come o chiappa Che la cosa? Mettiti per la coppa! Che ma ci sono da capo! Aspetta, si muove. Mamma mia, che Ma spavento! voi sono andati di buona raga! È cagnato, non c'è nari! Cagnato! Oh, ma che sta facendo? Non vedo più! Non ce n'è più! Facciateci pazienza! Ma perché non tornate proprio più tardi? Ma mio fratello si scende a brioche! meno male, Ah, e Ma che resti compagnia? questa è una novità americana. Chi l'ha portata a posto per chiamare a me? Oh, beh. Chi è abituato a servitù come maggiordomo? Ma mi ha portato il passo, sono chi si sposta. come corro io? Oh, che devozione, che affetto! Ma quale devozione, sai? Che le ha cazzim, chi le sue renate, perciò sta a bardi a sette. È il manesco vostro cognato? Ma quando mai? È una brava persona, sarà nervoso stamattina. Figurati. Non vi preoccupate, che non vi farà nulla. Non si può fare così, non si può fare così. Ma che succede? E ti che brascio il buono! Oh, bene, dammi che vado a cagnare. Era per la panza, che l'ha fatto un umore. La faccia mia. E tu che la schifezza e roba mi chiami pure brioche? Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Ma poi del resto in un quartiere così disastrati che potevo mai aspettare. Ci stai riparando tu? State zitto tu perché mo ti faccio vedere come si fanno venire le miglior brioche della miglior pasticceria di Napoli. Che batuana, sotto tavolino chi sta Addosta! A Dodino! A dodiere, sì. Oh, che... Chi? Cicci, a dodiere! Che sta gente? Cicci, la rodiere! Che cosa ci sei? Ma come hai trovato? Che padruano, non ti mortificare i cancelli, a rodiere! Vai! Era che scorno! O telefono addosta! Chi ne va trovando telefono? Chi ne va trovando telefono? Io non tengo telefono! E mica solo telefono, non tu è! Che lei ha fame, hai capito? È la fame che... È grosso allora! Vabbè, ma state pazziando! No, io veramente faccio, il telefono non lo tengo. Tu non ti lo telefono, Non per tengo favore! Non tengo telefono. Ma metti tu! E tu mi fai venire fino a qua e non tieno telefono, frato mio! Non tieno telefono! È impossibile che tu non tieno telefono! Calmate, oh, telefono non tenevo. Chi se non Ma deve calma!
mi posso mai calmare. Io come campo senza telefono, come campo. Cesarino, è una vita che sono senza telefono. Tu sei un poverom, mentre io. Mentre tu? Mentre tu? Mentre io. Mentre tu? Mentre volessi una sigaretta. Addio. Per favore. Allora, 10 lire mi è buono. chi le ha tirato la giarata? Scusa, perché tu ti fai trovare con una scatola di cerine? E che ne posso permettere? Io vengo dopo 20 anni dall'America e tu ti fai trovare con una scatola di cerine, vero? Se tu ti avessi voluto stipare un centesimo all'anno, no? Oggi avessi voluto tenere qua fuori una fila di camici di cerine, capito? Cesarino, ma tu in un paese dei machinetti, ma mancano accenti sigri, si portate. Ma è meglio che cagniamo proprio il discorso, perché io là, quando stavo nervoso così, e mi sciatavo storto la mattina, aveva fatto cazzotto con coccoruno, poi mi sputo Oh Cicillo, ho capito che dovete parlare di cose di famiglia. Ma capire come posso parlare con il cavaliere? Vai, andiamo. ma chi è chi si cassa sempre a me? È una brava persona, è Don pesce Gennarino buono. Pesce. Uè, ma perché non si dà la verità sto aglio? Chi l'altro si sarà con le puppe? Io non capisco, ma non mi dice che a modo mio ti squarnano sangue tu. Cesarino, il là è l'esattorro padrone cazzo. Ecco poi. E siccome avanza 4 mesate... Non uno, non due, ma 4 mesate. Quanto mi sa? Quanto mi sa? E perché non c'è dato, scusate? E come c'è donga? Ma perché ne ti? Se tenevo facevo venire fino a casa, facevo venire. E quindi non siamo pure a rischio e pericolo che questo ci mette tutto quanto in mezzo a una vita. Certo. E te, ne? E che brutta figura ci faccio con quell'americano che mi sono portato a presso. Ma chi ti ha apriato da portare? Tu? Sì, e mi scriviste io sto bene. Ma sto bene in salute, ma che capito? I capetti in denaro, Mamma sì, mia. che il pure concetto a me mi scrivette noi stiamo bene, qua tutti i giorni facciamo sempre tavolo, tavolella, lasagna, o capretta sotto, o capretta a coppa. Concetto ti scrivevo, che lui non sa scrivere, che ti ha scritto? Ah, forse facevi disegni! Sì, che le va a fare se caprette, va? sì, a me cornuto mi piacciono assai. Sì, fate questo. Quindi voi volete dire che non tenete nemmeno una carra, La carne! una macchina, ecco. A che? La macchina? Una macchinetta, Ah, eri col caffè? No, non ho capito, dimmi. Sì, ma capito. già fa col caffè, io dico una 500, una 600, una Topolino. La Topolina! Sì, da me. Cesare, si vai a fare un week qua. A forma che ti hai portato a Priest. Tu hai fatto la cucina. C'è sta che c'è sta! C'è sta la Topolina! Frate mio, brother mio, ma tu sei proprio inguaiato, frate tuo. Sono proprio a cizzo. Meno male che sono arrivato io. Ah sì? Perché? Vuoi sapere perché? Perché? Vieni qua. Perché? Perché aver compagna al duello scema la pena. Da fare una brutta morte. Magari Aspetta, c'è capito! Hai te che te? Un compagno miei sono tuo, che scena non fa pena! sì, sei da me. Frate non mi avesse portato pure lo scemo mio zio qua. quando Mi mai? faccio il ruoto fa. Ma fai buono. Basta mo! Uè, che succede? Gli avesse cagnato. E ci pazzi! Che sono? Dollari, che sono? Ah, ma che capito? Io mi avesse cagnato, guarda qua, perché se si fanno da ieri gol e posso mai uscire così Ah, io? che uscire? E certo, c'è la banca. La banca! Ma te la banca! Tu posso accompagnare? Qual è la banca? La banca e l'acqua. E te, ne? Sto pure l'ombra. Ma dell'acqua che è? No, è perché, guardate, io vorrei far assaggiare a Miss Rosie
una bella spremuta di limone della costiera amalfitana, sa? Noi dall'America queste cose non ce le abbiamo e quindi che ho pensato di fare? La porto a prendere la spremuta e poi vengo a mangiare qua per il pranzo. Ah, torni a mangiare? Sì, torno. Bravo, Però sì. volevo dire una cosa, Concetto. Allora, per il pranzo non badare troppo per il primo, perché a me non tanto ci vado a presto, non mi piace. È più per i secondi. Sì, per i contorni, te le vuoi segnare? No, vedi i segni. Allora, scrivi un po'. Carne, costatella, salsiccia, pancetta. Tu mangi la mozzarella? Ti piace? Scrivi mozzarella di bufala versano, vino d'obivo. Al litro. Ok, al litro i vini falangino, con spasso buono. Mi spasso tutto io. Allora scrivo pure lo spasso. Poi facciamo per dolce. Aspetta che non lo spasso. Ah! Perché non spasso? Ai! Perché lo spasso e metto le nuove perché lo spasso. Allora, spasso. Spasso. Dolce, il dolce facciamo sfogliatella, babà. E tu che sfogliatella che ci vuoi mettere? Forza un babà ci la metti. Però mo ne puoi ammazzare caffè? Vuoi pure Ne l'ammazzata? puoi vermouth? A vermouth? Io mi mando le giro, c'è. Guarda che si mare famo se sei tutto scaldo stamattina. Sono lì, Ma volessi capire poco, ma tu ti hai portato anche la Cristiana a preso, ma la Miss Rossi non mangia. Ah, yes. Lei io mangio però non assai io. Volere un po' di tomato. Ok. Era un meglio. Aspetta, questo mi sfugge in italiano napoletano. Quelle palle rosse. Palle rosse? Yes. A pomarolo. Bravissima! Hai il topolino amaro. Lei mangia il pomodoro e beve latte. Yes. Però io mo mi vado a cambiare, voi mi raccomando organizzate il pranzo. Va bene? A dopo, fratelli, brother mio. Assassine, delinquenti. Morte famma a percussione. Cioè, tu mi lascia stare. Chi già mi sta scurtocando, mi sta rosocando, mi sta. Sì, non me ne va. A che su ma favore proprio, perché come sto come un morso a veleno, Cioè, vieni in casa, guarda. In avanti proprio veleno. Fai più. Buongiorni. Come avete dormito, Miss Consitas? Una mappina, mia cara Miss. Tengo tutte le asse sfrantumate con Matteo. E tu, Cicirignello, tu come vai? Oh? Ma chi lo piega crepata? Oh, e tu, Raffaellina, tu come vai? Oh? I vestiti. Che la mia faccio mi sta a piaggia con rinnocente. Contenta qui essere tutti molto fettenti. Eccoci te, sta sciacquettina. Ma quella sciacquettina, quella è straniera e non si spreme bene con l'italiano. Non si sprende. Ma dove essere il lavaturo? Io aver cercato nelle scafurature e non aver trovato. Ma tu padrone, hanno lavatura e scafre la turca. Ah, ci capito non c'è. Che si doveva la mano a lavare due pannucci. Ma quando mai? Ma signora Missa, questo non è essere mano della lavannara. Tu puzzolente, io la mattina a lavare, io la mattina a sciacquare. Ma tu pigli per la capa e ti metti in bacinella e ti sciacqua la caruzzella. Ah, missa, aspettate. Mi ha già capita sta messa. Ma perché parlo americano tu? Mi parla tutto calcetto. Bravo. Missa, voi. Guardate a me, voi. Ma che fa, vuole l'angiolillo, che resta poi? Voi, missa, guardate. Vai per mare, poi stanno da. No, ma io O bagno sta là. piscinola, Pigli dopo il mare caffè, va. piccola piscina, Ah, una piccola bagnina. grande bagno. Ah, una bagnarola. Ma possibile che non capite proprio niente, ci voglio sempre io. La signora cerca una vasca da bagno. Bravo Cicirignello, Grazie. tu aver capisciato bene. Dai, vieni qua, Miss, vieni qua, ti spiego io. In questa casa, vedi? Oltre a non avere niente, proprio la vasca da bagno, noi non avere. Mia cara Miss, sentitemi a me. Noi in questa casa ci laviamo pezzullo per pezzullo. Non avete vasca, io come fai? Uè, Torce? A torce? No signore, noi niente torce.
al massimo possiamo dare una candela, ma finiti i cerini non li possiamo accendere. A che ti servono i cirini? Che si appicci sulle come sanno addosso? Fa una lampada. Io ieri aver camminato lunghissimo in marciapiede, aver fatto tanto la sporcacciona. Avete fatto la prostituta? Non aver capisciato. Amici, venite qua. Oh, yes. Mia sorella dice, voi fatela toccare. Oh, no, yes. Cicci! Frate dacci mi portate in da casa! Casa è mangiata sempre pane e oro! No, che sei mangiato sull'onore, perché un pane... Sta mangiando Salvatore, sta mangiando. Wow, mamma, mi stai annunciando questo panino. Quanta volta dica come morso ma che non ne parla? Perché non parlano poco che sai? Parlano poco che sai. A così non mangia, non ti strafuga. Oggi te ne una potente fame. Ecco il mio maestro. Lui mi ha insegnato tutto il vostro Parlamento. Fittente. Stranza. Un guacchiato. Io devo dire grazie a voi come lui aver detto grazie a me. Sabato, mamma, ma che combina? Esci da, tutta la culo, c'è da. Mamma, e che ci avevo fa? Che le sempre volevo imparare un napolitano mentre mi mangiavo una pizza. Allora che ci ha fatto? La ci ha buffate male parole. Quanto è bello questo stornacchiatello. Aspettate, mi faccio chiedere una cosa. Yes. Fermatevi qua. Oh, potessimo curare qualcosa che... Sì. Allora, mia cara missa, sentitemi bene, ma voi capire proprio tutto del nostro Parlamento? Oh, yes. Io capire scrivere tutto il vostro Parlamento. E allora mi sapesse dicere se il fratello di mio marito è tornato dall'altro mondo ricco o è tornato più povero, spabracciato e sfrandumato di quando partetto? Io non aver capisciato neanche una parola. Anzi, che si capisce solo quando è? Come? Ma è tu sangue! Che dire? Ma va a passare una da parte, va! Bello, che significare? Ora, finitela, tu c'è tu perché si l'ha fatta che... Lissa, mia sorella vuole dire. Ia morì, ia il tuo sangue a passanuai. Grazie. Oh, ci piace. Tu essere una grandissima Ma che sta certo capendo? Oh, cara carina! Love. Love! Ma era la prima mattina. È che ne rimane un po' a stomaco che l'uovo fritto a prima mattina. Cesare, ma non è meglio che te fai scaurato, si do io. Ah, Cicci, ma che hai capito? Free love in americano vuol dire amore libero, amore sincero. Batti cuore. Cesarino, bello frate mio. Yes. A te ti sbatto il cuore perché tu tieni la panza chiesa. Hai capito? A me sta un vuoto, si fa così, sente buon. Capito? Beautiful grill. Pupatelli Cesarino suo. Senti, io direi una cosa. Tu essere un grandissimo Ma che sono queste parole? Non si dicono. Tu geloso. Tu non devi essere geloso. Io geloso? Tu sei un grandissimo cornuto. Sta fatti charité! Quando si va? Sono due, però lasci un barassi cosa. Sacci niente. Tu tieni la capo fresco, non tieni nada che pensare, capito? Mentre a me mi girano certi lappi so quadrigli per dire la capa. Coccolino di Cesarino suo. Andiamo. Ma chi sa vero No, fa? frate, dice che facesse gli otto tutta la scorza. Ma chi sa vero fa? Eh. Ma chi sa vero fa? Ma io denuncio. Ma c'è da stare una legge che hanno fatto chissà. I denuncia is, i denunci pure es, i denunci pure un capitano dell'America che ha portato qua, i denunci pure un presidente dell'America, i denunci pure la famiglia di Cristoforo Colombo. Sa che ne scendendo fino alla settima generazione. Vieni impressionato. Una sola. L'umiliante di cose l'andavano
Lì esce là fuori e dice a chi si casa sta zitto perché si esce là fuori un curucazzotto in capo schiatta e scarpa per. Giovino, cambiate canzone, che è stato prima per malauria. Animale, che si vai a fare? Tu non ci porti a me prima, tu non che pezzettare! Calma, basta mo. Ma che dai, che volete fare? Volete fare la gente buona pure e basta. Donna Concetta, è successo qualche cosa? Donna Concetta, lui indovi che amanti si strillava, ma che sta? Ah sì, avete intento strillare? Mo faccio pubblicazione così non se ne parla proprio più. Il fratello di mio marito è tornato dall'altro mondo, più povero, spavracciato e sfrantumato quando nascetta. È venuto qua, in da casa mia, a si mettere un coppa e spalle nostre. Oi che non sapete tutto quanto. Donna Concetta, non dici da così, come si dice, i panni sporchi si lavano in casa, Armando, io vanno sporchi e lavano la mattina a sera. Io sono lavannato. E chi non sapesse ancora, si fa lavannare. E allora mi voglio fare scrivere un coppa e biglietti da visita, va bene? Concetta Belvedere, di professione lavannara. Sposata al sottoscritto Cicillo Spruccolo, ma strascio dilettante e morte fame professione. Ma che sta succedendo? Niente, cara. In H figlio. Io e mamma ci stiamo scambiando i titoli nobiliari. Miam, non facciamo così, voi siete sempre stati stimati a tutto quanto, gente ha voluto bene a tutto quanto, Mi stanno tutte a disposizione. Donna Concetta, ma potesse fare qualcosa per voi? Tenete il renare? No! Che volete fare? Donna Concetta, come si dice? Addosta all'onore, guardi nell'occhio del Signore e non parla. E non è vero, Maddalena. Perché se l'occhio del Signore guardava in da sta casa, ma avessero mandato un angelo, hanno beato, hanno santo. Ti ha ascoltato il signore. Stiamo andando a sanccionare direttamente. Ma Gigi, ma ci ma si sta soffrendo queste cose? Io ho fatto proprio questa magacciata! Come no? Volete che stiamo a festa? Ha cacciato a sposella, a migliaia! Auguri, auguri! Grazie. Mi capitavo un po' cavaliere, che là ho fatto il tanga malamente. Benissimo. Figurando che hai corso aperto posto. Che se non hai trovato, lo perdite? Poi, voglio sperare che mi pigliate a fatica con voi, Oh, ma no! Ma Gigi, io sono come un cane fedele. Bravo. Gigi, io do il sangue. E poi che se avessi bisogno di voi? E ne può che sangue? Sporco la rosuraio! Oh, potente niente! State zitti, calmatevi un po', come Facetemi sfogare un po' pure a me. Io sono anni che sto sotto il torchio, sotto gli artigli. Vieni, cavaliere, vieni! Perciò venite a qua! Ma perché? Sta venendo con cavaliere? Come una belva feroce. Madonna Voi lo mia. sapete che si è permesso di dire. Che io non mi faccio papà perché mi mette a paura voi, sai? E soprattutto che avete abbindolato il figlio con chiappai in da casa. Così a ritta. Così a ritta. T'hanno pigliata, a coglione ce l'hanno imbruscionata per sotto naso. Sperando che succedesse il fattaccio. E poi se l'aveva sposata. Angelino Ucciagno, che mamma non è morta ancora! E hanno tu poco morire. Gigi, volevi morire proprio mo che il problema è risolto. Tu, oh cavaliere, le ha papà! Bravo, bravissima. Non c'è la so. Hai già pensato una cosa? Come ha dato mio marito? Mi faccio una cosa ai soldi, E chi le dà? metto. Io spacco la capra a cafinetta. Non ti preoccupare, sor, ma becchi Io non capisco. Gigi, mettete una firma sotto a sta cambiale, ecco qua. Ecco qua, ma basta. Questo qua? Non Gigi, a carcere a malattie severe nell'amici. Ma bastano 500 lì? Sì. Ecco qua. E allora segnate 5,50 con poco interesse. Ecco qua. A farci da maradisi, per gli amici. Ma come che fa? Ma non capisco. Donna Concetta, io mi vado a fare un tentativo, vi ho ricordato, a
chi le Raffaele un pugnatone. I mo ci porto due cotanelle. Perché poco sembra qualcosa di sordo, ma buono. Oh, vieni con me, chiamo. Vieni con me. Volevate un po' canazza, Oggi ci avete firmato? Sì. E non vi preoccupate, come si dice, a carcere e a malattie si vedono l'amici. Oh, Santissimi Apostoli Pietro e Paolo! Ma come a carcere a malattia si vedono gli amici? E mi voglio allungare nella manetta! Il poverto posto, veramente! Talena del giudice, perché mi hai lasciato qua? Su questa sporca terra, perché? Perché? Non te l'hai portato con te? Perché? Io? Vabbè. Io perché sono troppo buono. Io vado sin da sta casa e mi dicono Qui ma vita papà, hai capito? Oh, ma vita papà! Sporco, immondo individuo! Ma come vi permettete di gridare in faccia a questa brava gente e a questi onesti lavoratori che non lavorano per un padrone avido come mio padre? Vi farò licenziare! No, Vittorio, per piacere! Don Vittorio, scusate, perché lei è una brava persona, questo là. Signora, non tentate di scusarlo. Io conosco bene i lavori di questi signori. Basta che lavorano per mio padre. Vita, sta zitto! I vagiandise! Ma vita mamma! Ma quanto dovete avere da questi signori? Ve li do io il denaro. 100, 200. Chieti, miserabile, ve lo do io il denaro. E raccogliete il denaro. Raccogliete! Non c'è da ridere, raccogliete! E raccogliete! Vabbè. Ma che è? Raccogli il denaro. C'è, io già sto sturando fritti, tu voglio bene, fatti un po' che c'hanno che bruzzullo però, tu voglio bene. Eccoli qua. Restituisci il denaro al signorino. Ma veramente io... Noi questa gesta non la possiamo accettare. Ma non vi capisco. Dicelo pure tu. non votiamo. E andate a dire a vostro padre che se noi sapevamo voi chi eravate veramente, quello che è succeduto non avrebbe mai successo. Perché è colpa vostra che vi siete presentato in questa casa con un pseudonimo. È vero, Francisco? Certamente, Concita! Sì, noi quando abbiamo sentito povero studente e ci siamo detti, va bene, possiamo anche inserrare un occhio, perché è proprio alla parola povero che noi siamo tanto affezionati. Noi appena sentimmo, ci sentiamo subito felici. E poi mi pare che uno può perdere l'abitudine di famiglia. Don Ciccillo, donna Concetta, mi state mortificando ed è anche giusto. Ma io vi prego di accettare questi soldi non per voi, ma per quei bei occhi che piangono. No, io non voglio niente a te. Angelina, te ne prego. Dai, che non voglio niente, non ti voglio vedere più. Angelina, ma che ho colpa io dell'infame che ha fatto mio padre? Angeli, sono maggiorenne, posso rinunciare pure ai soldi di mio padre e me ne vengo qua. Andiamo papà, che bella pensata. E non raccogliete. Angelina, te ne prego. E non raccogliete. Ma sei tu, stare qui non raccogliete. Io non lo so. Va bene, li lascio là a terra. Spazzateli, menati in una monnezza. È il posto più giusto per il denaro disonesto. Mi stiamo qua. Io lo papà sta a Roma. Che ci fanno questi soldi qua a terra? Qua è meglio dell'America. Sì. Guarda, e chi sono questi soldi che ci... Oggi non c'è nessuno, ne andiamo noi. Noi siamo a munnuzzare. Che stiamo parlando di cose serie. Sì, avanti. Continuate di parlare di queste cose serie, perché con chi si chiari l'uno, voi me ne date i soldi a terra, a me mi servono i soldi. Poi, vi stiamo in da famiglia, parlare. Niente famiglia, casa stanno estranei e sono a te. È d'accordo. Don Gennarino, ha ricordato avendo, qualunque cosa succederà,
sarà colpa vostra e di papà. Ma Vittorio, ma che da fare? Che da fare? Che da vincere? E va venire qua, e va dicere, non ma vita papà, hai capito? Siamo papà, siete da razzi scemi, non ma vita papà. Ma bravo! Benissimo! Ora sto qui con mia moglie a parlare a questi signori e non posso aprirvi tutto il mio cuore. Ritenetemi licenziato. Sarò l'esattore di me stesso. State là, non vi muovete. In quanto a voi, donna Gertrude, lo vedete, il nostro caro e amato figlio, con gli occhi a terra, la fronte bassa e non osa nemmeno guardarci. Ma è perché avrebbe qualcosa da rimproverarmi? Il contrario. A questo punto, una madre potrebbe anche piangere. E se ci meno capisco una cosa, chi si viene tra si mettono a fare lavoro tra di loro e non salutano nemmeno. Ma chi ne sono i padroni di casa? Ma che c'entra pure papà dove sono? E chi sto patroni non papà? Non è giusto sta cosa che facete. Fate un po' di sapere voi. Signor Cavaliere. Signor Cavaliere, noi... Aspetta, signor Cavaliere. Signor Cavaliere, noi siamo onorati di averli in mezzo a noi, a voi e alla cavallara. Sì. Cavaliere, là sto puledre, abbiamo imparato proprio a stalla, un quadriglio completo. Cavaliere, voi se vi volete accomodare, mio fratello Salotto non ne tiene, però una seggia c'ha può dare una seggia. Ma non credo che ce ne sia bisogno, sarà una visita breve. Una visita inutile. Scusate cavaliere, ma voi ogni modo che venite in questa casa siete sempre presso. Ci serve con cortesia, ma perché non ti stai un po' zitto? Ci fai parlare a mia mamma nostra in paradiso? Va buono, mi sono così. Ok, va bene. Hablate voi, parlate, prego. Avreste molto da ascoltare. Però su voglio non mi piace. Chi è tuo, sta tu? Vittorio, io non ti consento questo tono. Mamma, ma voi non ve ne siete accorti che io sono cresciuto un po'? Mamma, io non sono più un bambino. Sì, ma nemmeno un po'. E infatti non mi farò piegare. No, non è vero! E che passa signore? Cavallo a te! La seggia cavallare! Avete bisogno di qualche cosa? Cavallare, volete un bicchiere d'acqua? Un cordiale. Ma che è sto cosa lo pigliamo? Grazie, non voglio niente. Mi è passato tutto. Non si sente bene questa povera Sconnacchiata! No, la dovete scusare! Quella è americana, non parla la nostra lingua! Americana? Americana! Che cosa mi doveva capitare? Che cosa mi doveva capitare? buoni, sconnacchiati! Basta! Non voglio stare un minuto in più in questa casa! Va bene, Gertrude, ma mi stai chiedendo troppo? Scusate, cavaliere, una domanda, ma per caso volesse una seggia pure voi? Non credo che ce ne sia bisogno, io mi leggo. Sono stato un ufficiale d'artiglieria, io. E io ero un cuciniere! Vitto! Signor sì, Vitto, ma che fai? mi metto sugli attenti. Voi siete stato ufficiale d'artiglieria, siete abituato a comandare. Vitto, ricordati che io sono tuo padre! E io me ne fischio! Oddio! Basta! Non voglio nessuna segna! Voglio andare via! Voglio questo. Adesso, Don Cicci, voi fate bene i vostri conti e diteci a noi quando intendete pagarci. Un attimo solo, Tu c'è? Mai! Ma ce l'avete una dignità? Ma quando attacchi? Ci sei sta zitta, capito? Che non arrivano i soldi, c'è scampa! Allora arrivano i Come non arrivano? arrivano i soldi. Mamma, sta venendo Maria! Salvano Maria! All'anfaccia! Cavaliere! Mo arrivano i soldi, così vi pago così, frovenna magnana, subito. Benissimo! Una cuncia è tutto a posto, c'è vorrà. Ah sì? E che c'è soldi?
Ma voi non mi avete fatto parlare. C'è vorrà, fra 5 giorni. Zitto bene. E allora? Allora, no, signore Cavaliere. E io ho detto frivento, e mangiando, così ho detto. Ho detto frivento, mangiando e mangiare. Cavaliere! E poi voi volevate mangiare prima di friere! E noi, quello che poi friendo! Ci proviamo in cuore prima. Mamma mia! Mamma, sta venendo Armanduccia! Armanduccia! A me tarate! Me la rado. Era alla base! Non basta! Cavaliere! Ma vi rispondo io a posto di mio marito che non ha saputo rispondere prima. Sì. In questa casa di dignità ce ne sta assai! Armadu, facci sotto. E mi avete fatto finire di parlare. Pure tu. Non ci a carcere a Malatisa, vero nell'amici? Mamma mia. Io ci ho passato un guaio. Tu mi puoi correre a impresso che ho perso i soldi rinda la sacca, ma voi la cambiate per voi stesso. Per... Andiamo di due a malattia! Andiamo di... E allora? Cavaliere! Cavaliere, voi dovete perdonare quell'uomo è malato! Capite? Correndo ha perduto i soldi! Ha perduto i soldi. Ma state scherzando? No. Ma mi state prendendo in giro? No. Ma che razza di gente siete? Oh, Cavaliere! E mo faccio vedere subito che razza di gente sei! Questa è mia sorella! E mo che porto i soldi, mi ziccamo proprio un bar! Ravelina! Il mio spaccato! Ma allora ce l'hai con mica! Non so creatura, come sta? Sta nervosa anche il nariz. Stari uno, figlio mio! Vieni qua, puzzolini, vieni qua, mo ti porto con me, pastorino, ti faccio un bello piatto di pasta e patate. Ti voglio bene, Maddalena. Dammi puzzolino. Mamma mia! Ma basta con queste buffonate! Io non voglio niente più. Io ci rinunzio. Grazie! Stata zitta. Io ci rinunzio. Anzi, vi do io qualche cosa a voi. Basta che mi lasciate a casa e veniate. Quando volete, parlate. No, non possiamo accettare. Cesare, ma perché tu fai il po' che hai fatto tu? Fammi. Come faccio da te? Cesare, com'è che ci fa fare te? Ah, per favore, cavaliere, noi qua, come giustamente ha detto mia cognata, ci abbiamo una dignità. La dignità. Ma quale dignità? Quella da rubarvi i soldi miei. A rubò? Sì. E allora mo t'ho rotto. E che se sono mani carrogne. Guarda, sono arrossicati i varricchini, guarda. Ma tu sai che si mani quando mappati i panni sporcano tu qua? Hanno lavato, hanno stirato. E tu a così te lo rivedi neanche anche ancora. Che se sono mani carrogne. Guarda quanto fanno schifo. Tieni i martellati storti. E che se sono mani carrogne. Ma tu sai che si in mano quando montagne e terreno abbascia in minieraggi scavati. E mo fammi vedere in mano dove. Guardate come sono belle, lisce, profumate. E che hanno fatto questi in mano? Hanno chiappato sordi, hanno sprumuto la gente. Che stanno fatto in mano dove? Ma mio fratello non tiene sordi. Mio fratello non è cavaliere come te. Ma l'hai portato in un tesoro. Un tesoro rosso assai. Cesare, tu come hai portato? Tu come hai portato? Sì. Hai portato cuore rosso in un frate, che soffre con te e per te. Sto disgraziata! Tutta morta, ma proprio in zitto, che siete dice Caterina. Disgraziata! E mo sai che c'è di nuovo, ne cavaliere? Per mo che sia ancora casa nostra, mannateci lo sfratto, lo sequestro e poi ne parliamo. L'udienza è finita. Gertrude. Gertrude, andiamo. No, Nicola, come posso? Tu
sai tutto. Io sono una madre. Io sono un padre. Ma qui si stanno superando tutti i limiti. Sì. Don Cicillo, una concetta. Sappiate che in me non c'è alcun entusiasmo, ma rassegnazione. Ma che credete? Che io sia venuta qua per le mensilità arretrate? Sciocchi! Siamo venuti per la testa malata di mio figlio. Non siamo venuti per chiedervi la mano di vostra figlia Angelina. Bella cosa, bella Sì, davanti alla cocciutaggine di mio figlio. Mio malgrado, ho ceduto. Io no, io non accetterò mai. Ma che bella cosa. Ma che È un onore troppo grande che citate. Sì, una felicità enorme. Grandissimo che citate. Ma state zitta, amica. Per favore, Cavalieri, la domanda di vostra moglie ci giunge inaspettata. Mio fratello e mia cognata si vogliono consultare un poco prima con me. Aspetta. Cesarino, ma tu sono venuto all'America sceme e non ce ne siamo accorti. Ma che Nonna, voi dovete rifiutare, voi vi dovete sostenere, vi dovete dare importanza. Rappuiamo l'importanza. Noi non vi preoccupate. Facetemi fa me. Ma no, ma che stai Ma non ti dicendo? preoccupare, tu ti fidi di me? No! E ti ha cominciato a fidare me. Vi ricordo che qui ci sta una signora che aspetta. Sto venendo allora. Signora Cavalla, noi non la prendete per offesa però, potremmo anche accettare. Anche? Yes. Yes, guardate, perché la cosa è seria, noi abbiamo pensato buono. Sì, che? Voi dovete pensare. Ma perché voleste rifiutare? Senti, ma tu non mi vedi che non parlavo più mezzo? Ma ci credo, di fronte a queste stupidaggini, voi vorreste addirittura rifiutare. Certo. Statemi a sentire, statemi zitti tutti quanti. Chi sta parlando? Ma tu, che tanto vuoi a mia nipote, a tua figlia, calerà. Oh, e poi siamo inguaiati proprio, voi è rovinato tutte cose. Ma come che gli trovo? Oh, come pensi? Va bene, io gli do 2 milioni. Benissimo, benissimo. 2 milioni! Sì. 2 milioni! Oh, un cavaliere così, 2 milioni! Salite, cavaliere, salite! Ma non aspettano, no? Ma l'aspettiamo! So. Va bene. 2 milioni e un appartamento. Una casa. Con tutti questi soldi cadere! Sulla casa ce l'ha! Salite, cavaliere, salite! E basta! State esagerando. Perché io è vero che ho ceduto, ma mi sono resa con grande dolore. E sapete perché? Perché? Perché nella tasca di questo pazzo Sì? Yes? ho trovato questo! Senti, aiutami tu! Senti, mi senti! Signora cara, No. Signore, vi voglio bene. Datemi un momento di felicità in questa serata. Fatemi prese e carico. Spara! Certo che carica! Spara! No, aspettate! Io mi avevo messo sicuro come mi trovo che se carica sparate a sto puscitino, lei! Signora Cavallare, non sparare! Cavaliere, aiutatemi! Basta! Smettiamola con queste buffonate! Su via! Diteci a noi, voi, cos'altro volete? Guardate, signor Cavaliere, allora il vostro stato di agitazione un po' ci commuove, è vero? Ci fate un poco pure pena. Però, se voi a vostro figlio non lo date un appartamento con telefono, Non ci raissi o telefono. 5 milioni in contante, una macchina e una casa per la villeggiatura, io a mia nipote non farò. Ma scusate, ma questo è un matrimonio d'amore, è vero? Ma non certo di interessi. Sono d'accordo. Anche io. E no. Ma poi,
Voi che parlate, voi che dite, voi che fate, proprio voi, a vostra nipote. Ma che gli dà? One moment, please, cavaliere. Stavolta secondo me c'era ragione. Sì, dice un cavaliere qua, ma tu, a tua figlia che la rai? Cesare, ma tu sei venuto? 8 anni mannato. Sì, tu a tua figlia che la rai, dice? Cesare, io non tengo manco l'occhio per ciangere, non tengo un centesimo, tu si mi vuoi sotto in coppa, manco sangue per naso mi esce. Cicillo, fratello, brother mio, io t'ho lasciato scemo. Pure? Sì, ma t'ho trovato ancora più scemo di prima. Grazie. Perché tu, e tutta sta commedia che io già non ne hai capito proprio niente, Cicci. Niente. Cicci, mo passa la vacca. Fa qua, Pippo. Però che peccato, che la vacca non ne passa. Ah no? Te, vieni qua, vai, tu a tua figlia, che la rai? Che è quel? 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 Check. Dollari. Dollari. Sono dei soldi. Ma allora l'hai buttato? ma l'hai buttato, voi. Fratemi quanto mi si manca? Quanto mi si manca? Tagliatemi bene! Sempre bene! Sempre bene! D'accordo, dai! Ma tu perché mi hai fatto in questa maniera? Tu mi hai fatto venire un latte dei ginocchi, mi hai fatto venire. Cicci, perché solo nella sventura, quando si non morti fammo veramente, può capire chi va bene e chi no. Ma come parla bella? Ma guardate quanta filosofia in da questa capa è morto stu anadromi! Cicci, che la rai a figlia, che la rai? Che le dà? Mamma viene una cosa, sai, aspetta un poco, un po'. Ci voglio dare un Numero, che la samare fammo con numero? 2 malloni. 2 malloni, samare fammo con 2 3 malloni. Tutta spartro un lunare, si ronca. Facciamo così, lasciamo stare un secondo un lunare. Che c'è? Concè, avanti, scrivi tu. Che lavora tua figlia? Io già scrivo. Yes. Chi manano per? Tu per passare la coppa, vieni a Curgu. Ah, già, chi mai che si è? Ci viene con me. Sì. Ci sientamene po'. Come se fosse? Ah sì, mi capi? Tu ti ricordi a nonna? Quando ti facevi fuoco cocco? Basta, perché tu a questi momenti in mezzo navi pure a me con tutto sti cocco. E ci sarì, e quando buono, che ci fa? Mo passa la vacca! E fa acqua piccola! Gente magnifica, gente, chi tanto e chi niente non sta a guardare. Gente magnifica, gente di questa città. Ci affiancano e ci deliziano da anni con le loro avvincenti coreografie il corpo di ballo della Chiero Bailar di Acerra di Enzo Parità, quindi con i maestri Enzo Parità e Anna Rita Ragusta e la maestra Rosa Napolitano. Dove stanno? Eccoli. E le ballerine Rosi Doniacono, Valeria Monetti e Francesco Orseno. Bravissimi. Loro sono i maestri e direttori artistici Enzo Parità e Anna Rita Ragosta. Poi ci facciamo emozionare di proposito ogni anno dalle sue nobili corde vocali, quelle della nostra meravigliosa cantante Mariarca Panico, in arte Ariarca.
Poi passiamo al cast attoriale, però vi chiedo una cortesia. Qui tra le ballerine c'è Rosa Napolitano che compie gli anni. No, non diciamo quanto, no? Lo vuoi dire? 24. Ah, ecco. Grazie, è stata qui nonostante il suo compleanno, però è valsa la pena perché ci sono 500 persone che applaudono. Auguri. Cast attoriale. Per la prima volta con noi geniatori il piccolo Lorenzo Sannino che ha interpretato senza affanni il piccolo Salvatore. E idem perché è la prima volta che sta con i geniatori la dottoressa Ivana Russo Spena che si è calata nel corredo più che nei panni della signora Sperandeo. I fiori meritati. Poi c'è suo marito nella vita, il dottor Antonio Briganti, che ha interpretato Armanduccio Sorrentino. La nostra patanara, Luisa Foresta, nei panni di Maddalena Ferrante. Appena l'ho conosciuto, venne a casa mia e disse: io ho paura di salire su un palco, non riuscirò mai a recitare. E invece io dissi: non ti preoccupare, vedremo alla fine. Lui è qui, tomo tomo, cacchio cacchio, Michelangelo Zito, ovvero il signorino Vittorio Botta. Ha avuto l'applauso, hai visto? E il suo papà, Cavalier Nicola Botta, interpretato da Nicola Lombardo, che fa entrare sua moglie, la cavallara Geltrude Botta, alias Carmen Siciliano. Dopo anni è tornato affettuosamente nella famiglia dei geniatori Mario Montano, che ha interpretato zio Cesarino Spruoccolo. Prendi la tua compagna americana, che è la nostra Anna Lomele, nei panni di Ross Miss Taylor. Per la prima volta sul palcoscenico la talentuosa Lucia De Falco nei panni di Maria Ferrante, che poi è stata l'amica di colei che è cresciuta con noi e l'ha fatto con passione e dedizione. Vieni, nelle vesti di Angelina Spruoccolo si è calata Martina Frizza. Poi c'è l'architetto Marzio Di Lauro, che ha nuovamente barattato la sua dignità professionale per il teatro, dimenandosi nei panni di Gennarino Pesce. La sola, eccola qui. No, fa un gestaccio qua dietro, perciò sono venuto. La solita spumeggiante e comicissima Anna Rita Mariniello, che si è intrufolata follemente nelle stoffe di Rafilina Belvedere. Adesso abbiamo un artista ceramista e degno rappresentante attuale della maschera di Pulcinella ad Acerra. Lui è il maestro Michele De Chiara nei panni di Cicillo Spruoccolo. Che ci porta al proscenio colei che non si trasforma per recitare. Nella vita e sul palcoscenico è autentica e verace. È la nostra inarrestabile Maria Grimaldi, che ha interpretato Concetta Belvedere. E poi voi, la cosa più bella del teatro, il pubblico. Grazie, alla prossima. Marzio Di Lauro mi ha chiesto il microfono. Che vuoi, Marzio? Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi di aver resistito fino a quest'ora, che non è da tutti. Comunque voglio dire che il motore di tutta questa cosa che avete visto è il nostro regista Peppe Ruotolo. Poi vi dico solo, voglio aggiungere solo un pensiero. 13 anni fa abbiamo messo su questa compagnia, semplicemente per il gusto di fare teatro e non per una questione, diciamo, noi diamo tutto in beneficenza.
Però l'impegno principale, l'avete visto questa sera, che nella nostra compagnia, fra il più vecchio e i più giovani ci sono 50 anni di differenza. 50. Ma questo perché? Perché il nostro impegno è sempre stato quello di far crescere anche i nostri bambini nel teatro. Chiaramente a noi non mancano attori, facciamo teatro da 15 anni, non mancavano attori che volessero far parte di questa commedia, però per scelta abbiamo sempre inserito nel nostro gruppo Renzo e Lucia, venite qua. Solo questo, quindi è stata una crescita che vogliamo continuare a fare. No, io volevo salutare l'onorevole parlamentare Carmela Auremme. Ci viene sempre a vedere, per noi è un onore, perché avevo visto il fratello ma avevano detto che non c'era. Grazie Carmela, un abbraccio forte. Allora, come diceva Marzio, che è una persona splendida, io voglio dire solo ai ragazzi e voi famiglie che avete i bambini con voi, adesso hanno fatto tardi, avvicinate i bambini all'arte. Da grandi ricordo le saranno prove, i costumi, le scene, il trucco e il parrucco, e nei camerini la preghiera di rito e la corale. Grazie. Andatevi a picchiare in macchina. Il regista che indica gli ultimi Buona serata. chiamata chiedi scena, adrenalina. Votate, dietro al biglietto mettete un voto e lo depositate in quella cassetta all'uscita. Grazie. Magia, un successo veramente, grida il pubblico al sold out, divertito e coinvolgente, o coro e mieca vasca, pronti alle quinte, geniatori in fila, attesi sul proscenio, dal pubblico festante, tecnici, attori, ballerini e la cantante sul palco, in passerella nobili agli inchini, cala la tela, teatro, il sottofondo è sfumato e il romanzo si è chiuso. Al prossimo Natale l'ultimo saluto dell'officina, geniatori e i suoi caldi spettatori, il pubblico va via, il rosso alle poltrone, l'eco alle pareti e tanta pupuntria. Chiuse le valigie, giù la scenografia, fiori tra le mani, si spengono le luci e i geniatori vanno via. Una fatica culturale costruita niente male dall'officina, geniatori, jazzisti della scena, veraci e passionali, nobili signori del teatro amatoriale, folli e motivati con l'arte nelle vene, col sangue solidale che scorre ancora bene. Va via, il rosso alle poltrone, l'eco alle pareti e tanta pupuntria. Chiuse le valigie, giù la scenografia, fiori tra le mani, si spengono le luci e i geniatori vanno via. Una fatica culturale costruita niente male dall'officina, geniatori, jazzisti della scena, veraci e passionali, nobili signori del teatro amatoriale, folli e motivati con l'arte nelle vene, col sangue solidale che scorre veramente bene. Cala la pena teatro, il sottofondo è sfumato e il romanzo è compiuto. Il pubblico va via, il rosso alle poltrone, l'eco alle pareti e tanta pupuntria. Chiuse le valigie, giù la scenografia, fiori tra le mani, si spengono le luci e i geniatori vanno via.